Ritardi, lungaggini, esami fissati troppo in là nel tempo e centralini che non richiamano come promesso. E i cittadini che hanno come riferimento territoriale l'ULSS 7 non sono affatto soddisfatti. Lo dice un sondaggio dei sindacati veneti sulle liste d'attesa, dal quale emerge come l'azienda sanitaria pedemontana sia al penultimo posto della classifica degli indici di soddisfazione da parte degli utenti per quanto riguarda le prenotazioni. Lo conferma questo grafico che mostra l'ULSS 7 molto staccata rispetto ad altre aziende e con alle spalle solamente l'ULSS 5 Polesana. È emerso che il problema dei tempi di attesa per le visite e per la diagnostica è effettivamente un'emergenza anche nella nostra regione, riguarda tutti i cittadini, le famiglie e in particolar modo la popolazione anziana che ha grandissime difficoltà. Questo dettaglio va di pari passo con le tantissime segnalazioni che vengono raccolte dalla nostra redazione, alla quale si rivolgono per lo più persone anziane che si trovano di fronte a tempi d'attesa lunghissimi. Se appunto dalla nostra indagine 7 cittadini su 10 non riescono a prenotare nei tempi previsti presso il CUB, questo è un grandissimo problema, ma se poi noi andiamo a vedere anche questi che non sono riusciti a prenotare, non vengono richiamati perché più della metà non viene richiamato, nonostante dovrebbe avvenire questo, e abbiamo una parte rilevante di cittadini che a questo punto, a causa dei tempi di attesa molto lunghi o di assenza di risposta, decide di andare a pagamento. Chi può va a pagamento, trovando posto in tempi rapidi. Chi non può, perché magari ha una pensione con cui deve già pagare l'affitto, le bollette e mettere assieme pure pranzo e cena, semplicemente rinuncia. Questo della rinuncia è un altro tema che riguarda in particolar modo i cittadini anziani, perché vediamo appunto che gli over 65 hanno maggiori difficoltà, questo è dovuto anche a una questione economica, perché noi già paghiamo le tasse per avere una sanità che dovrebbe garantirci, no, una tutela, una prevenzione e il diritto alla salute, e dover sborsare altri soldi di tasca propria non tutti possono permetterselo. Le prestazioni più ambite sono quelle della diagnostica per immagini, come radiografie, risonanze, TAC e le visite oculistiche. Proprio per questo la scelta di rinunciare agli esami può diventare particolarmente pesante per la salute delle persone. Si rinuncia alle cure e questo è particolarmente pesante per chi è avanti negli anni, dove la prevenzione è fondamentale.